Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi mercoledì 8 marzo. La maggioranza sarebbe arrivata alla quadratura del cerchio per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell'Istituto di Riposo. Giancarlo Ruscitti, Antonio Serraino, Giovanni Di Giovanni, Alfredo Nordio e Gaetano Doria. Della nomina del dottor Ruscitti se ne parlava da mesi. Antonio Serraino è un agente di polizia, collega del sindaco e ha partecipato alla campagna elettorale delle ultime comunali. Giovanni Di Giovanni, sicuramente in quota da Fratelli d'Italia, ha già avuto esperienza di consigliere comunale nella passata amministrazione Chiozzo Romano. Alfredo Nordio, avvocato, è nel direttivo di Forza Italia. Gaetano Doria è il segretario della Lega di Chioggia. Se questi nominativi venissero confermati, nel nuovo CDA non ci sarebbe nessun rappresentante delle minoranze. Premesso che non c'è un obbligo di legge nel riservare un posto alle minoranze, e premesso che non sembra che alle minoranze siano molto interessate a entrare nel CDA, considerando le difficoltà che ci sono in questo momento per la gestione dell'IPAB, comune a molte altre IPAB nel Veneto e probabilmente in tutta Italia, sarebbe più opportuno, anche per una questione di trasparenza, sarebbe stato più opportuno, anche per una questione di trasparenza, coinvolgere anche le minoranze. Durante la seconda amministrazione Guarnieri, di centrosinistra, nel CDA dell'IPAB, il sindaco Guarnieri assegnò una rappresentanza anche all'allora minoranza di centrodestra. Buongiorno Michela, come vedi questa mattina siamo ai Fasolari, nel magazzino di carico e scarico merce dove le barche convogliano il prodotto. Ti chiederai perché siamo qua. Come ben sai, questa mattina ci verrà a trovare Alma Scuola Cucina Nazionale, fondata da Gualtiero Marchesi. Ed era doveroso comunque, grazie ai nostri amici dei Fasolari, mi dispiace che ci manca Paolo Piozzi, il presidente, dove ogni volta ci deliziano con il loro prodotto di eccellenza, il fasolaro. Anche questa mattina ci faranno un piccolo omaggio che andremo poi a far assaggiare ai nostri futuri chef. Qui ti accompagno da Angelo che è il direttore commerciale della OP Fasolari. Io sono l'operativo in zona. Ciao a tutti, come sempre Fasolari, prodotto autoctono nostro del Nord Adriatico, dove lo peschiamo solo noi in tutta Italia. Noi riuniamo le 86 imprese di pesca che fanno la pesca di Fasolari, tutto viene convogliato nel magazzino qua a Chioggia, arrivano da Marano, da Venezia, Chioggia scarica qua direttamente in magazzino. Questo è il centro logistico dove noi prendiamo gli ordini a sera dai nostri partner commerciali, facciamo pescare solo prodotto venduto, quindi non abbiamo eccesso del prodotto, questo ha doppio riscontro, cioè non abbiamo prodotto in più e quindi possiamo mantenere un prezzo alto e soprattutto in sede ambientale rispettiamo la risorsa perché non peschiamo tutto quello che in più. Giusta politica. In più. Noi potremo pescare quasi 5 milioni di chili all'anno, ne produciamo circa 1,5 milioni per salvaguardare il mare e come dicevo prima per mantenere un prezzo alto e equiparare la domanda e l'offerta. Come vedete qua sono arrivate le barche, adesso stiamo smistando, hanno già scaricato, abbiamo le pedane fatte per i nostri partner a Napoli, pedane per Scardovari, per la Sicilia, per Goro, per l'area Mar, sono tutti partner che ci garantiscono la diffusione capillare di questo prodotto in tutta Italia. Bene Angelo, ti ringraziamo per il tuo omaggio, per la tua collaborazione e speriamo che continui così. Grazie a voi, noi siamo qua,
siamo sempre qua per promuovere il territorio, un'azienda locale che cerca sempre di tenere alto il territorio di Chioggia e la zona di Chioggia. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ieri, visitando lo stabilimento di stabulazione della Crame assieme agli allievi di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Parma, ci siamo chiesti se le scuole del territorio colgano o cerchino occasioni in cui portare i ragazzi a visitare gli stabilimenti che si prendono cura delle realtà territoriali. Siamo ricchi di laboratori, di aziende nell'ittico, nella conservazione, nell'ortofrutta e sfruttare queste risorse per far conoscere direttamente ai ragazzi le realtà del territorio potrebbe portare solo benefici. Così non fosse, probabilmente ci sono problematiche a monte che rendono difficoltoso l'organizzare uscite in queste strutture, ma avere conoscenza della propria identità territoriale può avere solo risvolti positivi. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. La consigliera regionale Erika Baldin ha visto bocciare in Consiglio regionale un ordine del giorno che avrebbe impegnato la Regione Veneto nel promuovere economicamente lo studio di fattibilità della tratta ferroviaria tra Chioggia e Piove di Sacco, non prevedendo però stanziamenti a carico della Regione, ma impegnando la stessa a sottoscrivere un protocollo d'intesa con RFI, Rete Ferroviaria Italiana. Si sarebbe trattato di dare il via a un progetto che la città attende da 140 anni e che permetterebbe di congiungersi a città come Padova in modo più celere senza la necessità di utilizzare l'auto, con i vantaggi che ne derivano dal punto di vista del traffico e dell'inquinamento. Sulla tratta ferroviaria Chioggia-Piove di Sacco interviene anche il consigliere regionale Montanariello, che afferma dopo 30 anni di promesse ancora un nulla di fatto. Anche secondo Montanariello, vicepresidente della Commissione Trasporti in Regione, si tratterebbe di un'alternativa al congestionamento e alla pericolosità della statale 309 Romea. Sono state dette solo parole al vento, sostiene, affermando che ci si sarebbe aspettato un segnale verso un inizio dei cantieri, e afferma che se da un lato si costruiscono strade, mega infrastrutture, dall'altro si trovano tutte le scuse per fare un'eterna melina nei collegamenti su ferro, danneggiando i cittadini e in questo caso condannandoli a percorrere ogni giorno la strada più pericolosa d'Italia, ovvero la Romea. Allora, siamo alla Camera, Pescheria della Camera qua ai saloni e la Camera ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete che qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o cosa pubblicate. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 8 marzo, è la farmacia Nicolini in Corso del Popolo a Chioggia. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti. Alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni abbiamo ancora per qualche giorno una super mega iper straordinaria ultra offerta sugli zaini per la scuola elementare e per la scuola media a partire da 5,99 €.
Li potete già vedere sulla nostra pagina Instagram, scegliere quello che vi piace di più, sperare che sia ancora disponibile e venire in negozio a prendervelo. Vi aspettiamo!